Farmacista empedoclino dottor Mario Terrana comunica che dopo un lungo iter giudiziario durato ben 7 anni è stato assolto perché il fatto non sussiste. La vicenda risale al 2013 e determinata dagli esposti all'autorità giudiziaria presentati dalla farmacia di Gange e dalla farmacia San Martino di Porto Empedocle. I denuncianti contestavano alla farmacia Terrana la vendita di sostanze stupefacenti senza presentazione di regolare ricetta nella farmacia e anche nella parafarmacia. L'iter processuale ha pienamente dimostrato l'infondatezza e la inutilizzabilità delle accuse e si è concluso con la sentenza di piena assoluzione. Il dottor Mario Terrana ha avuto sempre piena fiducia nella giustizia italiana, apprezzando la lucidità e la competenza dei giudici che hanno accettato le motivazioni del Collegio degli Avvocati di Difesa, avvocato professor Angelo Mangione del Foro di Catania, avvocato Ninni Reina del Foro di Palermo, Silvio Miceli e l'avvocato Enzo Caponnetto del Foro di Agrigento. Al processo si sono proposti come parte civile, oltre alla farmacia denuncianti, anche la farmacia Russo di Agrigento del Quarivio Spinasanta, nonché l'Ordine dei Farmacisti.